La stagione con le frontiere regionali chiuse e con le frontiere estere chiuse in un territorio come quello del Veneto, che ha mediamente il 60% di presenze turistiche straniere, sulle spiagge con punte del 70-80%, mi viene da dire: ma di cosa stiamo parlando? Il via libera rischia di essere un flop. L'ottimismo non è nelle corde del presidente di Federalberghi Veneto in questo momento particolare. Mentre nelle spiagge e non solo fervono gli ultimi preparativi, negli hotel si fanno i conti, cifre alla mano. Non è che perché qualcuno di Portogruaro, di San Donà di Piave va a Bibbione, a Caorle e a Jesolo e chiaramente ci va in giornata, non dorme, io devo aprire l'albergo. Io l'albergo lo apro se ho la possibilità di avere degli ospiti. I miei ospiti arrivano per l'80%, ripeto, dall'estero. L'aliquota del 20% di italiani non sono tutti veneti, per cui cosa devo lavorare? Su una base clienti del 3% rispetto all'anno scorso? Ed anche l'annuncio delle frontiere riaperte rischia di essere una beffa. Lodevole il tentativo di dire: cari amici, tutti tranquilli, tutti sereni, dal 3 riapriamo le frontiere. Il problema è che le frontiere vanno aperte in clima di reciprocità. Noi possiamo aprire le frontiere, ma se i tedeschi le tengono chiuse fino al 30 di giugno, come purtroppo pare sia, ben poco fa avere la frontiera aperta. Una categoria alle prese con le linee guida regionali, che però hanno lasciato per strada alcuni dettagli non da poco. Nel declinare quelle che sono le procedure per gli alberghi si sono completamente dimenticati delle camere d'albergo. Per gli alberghi ci si ferma al piano terra, cioè al ricevimento, si dettano le norme per il ricevimento, si dettano le norme per la sala da pranzo, però manca completamente tutto quello che riguarda le pulizie e la normativa che riguarda le camere. Insomma, bene che si sia detto addio alle linee INAIL, anche se gli albergatori chiedono siano definitivamente stralciate per evitare il caos. Ma è pur vero che proprio i gestori degli hotel avevano già messo nero su bianco un protocollo ragionato e completo. Questo è un ottimo protocollo, tant'è che i colleghi spagnoli ce l'hanno chiesto, gliel'abbiamo mandato, l'hanno tradotto, in 2 giorni il governo spagnolo l'ha adottato. Il nostro è 18 giorni che dorme beato al ministero, dorme beato in giro per i ministeri. La Spagna in 2 giorni l'ha adottato, perché il nostro regolamento in questo momento è in vigore in Spagna. Ecco, tanto per darle un'idea. Un vero e proprio paradosso per il vademecum impantanato nella burocrazia. Auspichiamo, dice Micheli, che venga al più presto vidimato dal Ministero per poi sederci con le regioni e implementare le linee regionali. Nel frattempo, il messaggio che il Presidente dà ai suoi albergatori è uno solo. Portate pazienza, ragazzi, portate pazienza, che ogni giorno che ci separa dal mese scorso, dal problema drammatico di un mese fa con le terapie intensive piene, ogni giorno che ci allontana da quello renderà più agevole il poter scrivere le norme, rivedere le norme, perché sia chiaro che le normative che adesso andiamo a implementare, speriamo tanto, che a luglio non siano più indispensabili.